Buonasera a tutti, benvenuti e benvenute alla sesta serata, teoricamente, del premio Giorgione Off, ovvero le presentazioni dei vincitori del premio Giorgione di quest'anno. Siccome la serata finale è stata molto movimentata, abbiamo pensato, ma giustamente, insomma, comprensibilmente, abbiamo pensato di fare questa rassegna per presentare meglio, con più calma, i vincitori e le vincitrici delle diverse sezioni. Abbiamo qui questa sera Sara Gambazza, che ringrazio, grazie mille di essere qui, che ha vinto la menzione d'onore per la sezione narrativa di quest'anno. Sara, come stai? Chi sei? Cosa fai nella vita? E così mi molla la patata, mi presento io. Arrangiati. Allora, dunque, Sara, e fin qui ci siamo. Parma, la città di provenienza, e c'è tanta Parma lì, e poi magari ne chiacchieriamo. Faccio l'infermiera e ogni tanto scrivo, cioè scrivo perché mi piace, e questa cosa è andata bene. Oltre le aspettative. No, vi dico anche qualcos'altro. Ho 3 figli, 2 asini, 6 cani, siamo arrivati a 6, da 3 che erano siamo arrivati a 6, e un marito che metto sempre dopo gli asini, poverino, ma c'è anche lui. Direi basta, mi sono presentata bene. Benissimo, promossa. Volevo chiederti solo una cosa: non c'è corrispondenza tra asini e figli, vero? No? Per capire no, ok, va bene, benissimo, grazie. Volevo chiederti, cioè, tu hai partecipato a questo premio in modo sorprendente, perché comunque la giuria è stata molto felice di leggere il tuo libro. Come sei diventata una scrittrice? Allora, questa è più difficile, anche perché io scrittrice non mi ci sento proprio, ma non mi ci sento sinceramente, perché poi sembra una gigionata. Ma riguardo questo, e poi ti spiego anche com'è andata e come sono arrivata a pubblicare. Ho fatto una presentazione a Parma, a casa mia, e è arrivato un tizio tutto ben vestito alla fine della presentazione e mi ha detto buonasera, io sono un collega. E io a lui ho chiesto in che reparto. Questo era un giornalista che, io poi beneamata ignoranza, cosa vuoi che ne sappia, un giornalista della Gazzetta che si è tutto anche un po', se l'ha anche un po' presa, si è tutto irrigidito, per cui ecco, diciamo che scrittrice proprio io non ce l'ho molto nella testa, però è vero che mi piace scrivere da sempre, no? Io l'ho sempre fatto perché, insomma, diciamo che sono cresciuta in una famiglia incasinata, tanto incasinata, una di quelle famiglie lì, più o meno, delle famiglie che poi ho descritto, e non avevo mai la terra ferma sotto i piedi. Leggere e scrivere mi dava modo di fermare un po' tutto intorno. Io mi ricavavo il mio angolo e stavo bene. Ho cominciato a farlo proprio da piccina. Ho continuato a farlo poi nel tempo. Quelli che io chiamavo libri da piccolina, che erano dei quaderni pieni di stupidaggini, sono diventati racconti un po' più lunghi, e poi per un po' mi sono fermata perché 3 figli richiedono un po' di attenzioni, e quindi vabbè, al di là di diari e lettere ai figli noiosissime, ho fatto poco. Con la terza maternità sono stata a casa un po' di più, perché ero un po' meno povera, perché con i primi 2 non avevamo veramente una lira. No, veramente, c'eravamo un pio, quindi sono tornata prestissimo a lavorare, ne avevo fin qui. Con lei, insomma, ci eravamo stabilizzati un po', il mutuo intanto era andato avanti, si stava un po' meglio, sono stata a casa un po' di più e ho avuto tempo di organizzare qualcosa nella testa. Ho provato a scrivere qualcosa di più lungo. L'ho scritto ed era bruttissimo, però ho capito che ce la potevo fare, perché poi sembra una scemata, ma sai, devi organizzare una storia, buttarla giù, dividerla in capitoli, non è così scontato, mica te lo spiegano come devi fare. Allora io leggevo, cercavo, pasticciavo, però ho capito che potevo farcelo, ho continuato a fare tutti i miei pasticci e questo mi sembrava bellino. Allora ho detto, cosa ne faccio? Anche perché non sono di primo pelo, allora se uno ha 20 anni dice a tutte tante belle aspettative, insomma a 50
Dici, ma chi mai nota a me? Insomma, dai, un po' ci credi, un po' non ci credi, perché l'hai scritto, ti piace. Allora, per tagliare un po' corto, l'ho iscritto a un concorso che è organizzato dal gruppo GEMS, che ha all'attivo diverse case editrici. Il concorso è Io Scrittore, perché è un concorso simpatico, tu valuti i romanzi degli altri, di chi partecipa come te, e loro valutano il tuo, quindi intanto ho pensato, intanto leggo che cosa scrive chi cerca di scrivere cose come me. Cerco di capire se sono più brava o no, se sono più brava io, se sono più bravi loro. Ma sì, mi dava la misura, no? Onesta. E poi vediamo, insomma, ci provi, la butti lì, un concorso non ti fa sentire troppo scema, perché dici, vabbè, lo spedisco a un editore, se non sei un po'... Io sono così, parlo in dialetto a casa mia, non mi ci sentivo, insomma, a mandare una cosa a un editore, mi sentivo scema. Un concorso no, tanto sei un no, anzi, uno pseudonimo, neanche vedono come ti chiami, quindi. In questo concorso passi un primo scaglione, l'ho passato, le case editrici del gruppo, me l'hanno spiegato dopo, buttano un occhio ai manoscritti e insomma questo è piaciuto e lo hanno sfilato dal concorso e ho ricevuto, fatemi stimare, 2 proposte editoriali. Un applauso. Un po' mi devo stimare. Sì, erano Garzanti e Longanesi e ho dovuto scegliere addirittura. Mi hanno scritto una lettera i direttori editoriali, molto belle tutte e due, poi insomma. Ero in un momento di euforia, a quel punto non capivo più niente. Fra l'altro mi hanno telefonato per dirmi questo romanzo è stato sfilato dal concorso e lei riceverà queste lettere. Me l'hanno fatta prima di un intervento importante che dovevo fare all'intestino, ma proprio una cosa davvero impegnativa. Ero così? Sì, mi è andato tutto benissimo. Sì, sono qua, sono bella dritta. Però i giorni prima, insomma, io me lo macinavo questo intervento, ho ricevuto la telefonata. Sono entrata in un limbo di gioia. L'unica cosa che ho detto, l'ho detto all'anestesista, allora, perché ti metto lì, sì, conto, io conto, ma svegliatemi perché devo fare delle cose. Poveri voi se ci resto sotto. Mi hanno svegliata, però ho affrontato l'intervento con un'energia pazzesca. E quindi insomma la storia della pubblicazione è andata un po' così. Cioè tu stavi pensando ad altro quando ti stavano operando, nel senso che tu stavi pensando esclusivamente, avevi la testa qua, quindi ho l'operazione, sì, quella cosa che mi disturba un po', ma vabbè, sì, fate quello che vi pare, basta che facciate presto perché c'ho da fare. Benissimo, brava. Come mai sei arrivata al premio Giorgione? Perché da Parma, il concorso Io Scrittore, Longanesi, eccetera, e sei arrivata qui. Come mai? Allora, è stata lei. Puntato proprio. Ma perché qui sono già stata. Allora, ho presentato dalla Camilla e da Luca, che sono carini, quanto sono carini. Poi mi hanno chiamata ancora quando c'è stata la presentazione dell'Alice Basso, carina lei e ricarini loro un'altra volta. Quindi io qua cominciavo a star bene. Sì, ormai la strada l'avevo imparata bene. La Virna mi ha taggata. C'era tutto il post sul premio Giorgione e io ho detto a Longanesi, io voglio partecipare. Scusa, io ci voglio andare lì. L'ho fatto così. Loro hanno detto che dovevano fare delle verifiche, perché ecco, il brutto dei grandi editori è che sono una pipa. Adesso, perché a me non mi sente più nessuno, ma le prime volte che andavo a presentare mi tenevano d'occhio. Le prime volte mi hanno seguita e mi hanno detto, ma seguita. Sì, le prime mi hanno accompagnato a Roma, mi hanno accompagnato vicino a Milano, sì, mi seguivano e poi far brutta figura, così. No, anzi, dopo poi mi davano il giudizio, come si chiama quella tipo il capo dell'ufficio stampa? No, il nome non lo dico. No, anche il ruolo mi sfuggiva, sempre perché non sono tanto dell'ambiente. E mi ha detto sì, Sara, va bene, però gesticola un po' meno, un solo grazie e un solo ciao, perché io capirai anche alla fine grazie, poi ciao. Allora, gesticola, adesso vedi che non mi controllano più proprio, me ne frego, sto un po' più attenta online perché dico aspetta che se gli passa sotto il naso, ma quando poi sono da sola faccio un po' come dico io, ecco. E quindi loro hanno controllato e
taratatan, evidentemente a Longanesi il premio Giorgione è andato bene. E mi hanno detto ok, partecipa pure, grande. Grazie alla signora Longanesi, grazie. Io comunque sì, non so, il direttore editoriale è un uomo, grazie signor Longanesi per averci promossi e per aver permesso a Sara Gambazza di essere all'interno del premio Giorgione e qui questa sera. Però poi magari il video lo taglio un po' perché gesticoli un po' troppo, per questo. No, figurati, lo metto solo su YouTube, non lo vede nessuno, tranquillo. Come è stata? Ci vuole tanto bene. A voi della Longanesi. Sì, allora, com'è stato quando ti hanno detto che hai vinto la menzione d'onore al premio Giorgione e se pensavi di vincere qualcosa, insomma? Ma io, no, allora, e anche qua seria, senza farla gigiona, non penso mai di vincere qualcosa, ma perché c'è. Ne ho vinto un altro. Ho vinto il premio Artese per gli esordienti e anche lì è stata una sorpresa. Insomma, è bello, dai, è bello perché siamo sempre lì, si spera sempre il meglio, ma quello proprio nella vita. Però ci speri, non ci speri. Io non so come capita a voi, ma quando ci sono le cose belle, non è che bello, ci credete fino in fondo voi? Forse sì, forse sono io. Io non ci credo mai fino in fondo, però ci spero. Quando poi va bene, ma molto meglio di come pensavi andasse, è una super esplosione, è bello, è una gioia grande. Ti ha telefonato Luca? Camilla? Dunque, aspetta, non me lo ricordo più come l'ho saputo. Aspetta un attimo. No, ma hai scritto mica te? Qualcuno mi ha scritto, mi è arrivata una mail. Adesso io, ma vedi che non lo sai neanche te, ma scusa. Pensavo che avessero telefonato. No, secondo me loro dopo mi hanno. O lei mi ha scritto qualcosa, congratulazioni, una cosa così, una roba così, sui social. Sì, ma dopo lo sapevo già. E dopo, sì, quello dopo, sì, perché non ho partecipato poi alla premiazione perché avevo facendo l'infermiera, lo dicevo con lui prima, io sono ancora super tamponata, quando ho sintomatologia simil Covid o simil influenzale io sono tutta tamponata e mi sono fermata, fra l'altro stavolta, guarda, 20 giorni abbondanti, è stata una roba lunga, però insomma niente di che, è più per proteggere chi, io me la sono portata via come una lunga influenza, è più per proteggere chi in realtà, sì, fra l'altro adesso lavoro soprattutto con le ASL, ma anche con le case famiglie, sono tutte persone molto anziane e insomma bisogna starci ancora un po' attenti secondo me, poi quello è un tasto una porta che è meglio non riaprire. Ok, non riapriamo la porta dell'RSA. Dunque andiamo alla ambientazione, cominciamo a parlare del libro, abbiamo parlato di Sara e l'abbiamo introdotta abbastanza, insomma direi che ci fa piacere conoscerti perché sei una persona veramente godibilissima, grazie. Scusate, signori Longanesi, ho detto 2 volte grazie, non volevo, scusatemi, pazienza. No, non ti pubblicheranno più perché hai fatto un cabaret praticamente stasera, hai fatto una serata allo Zelig. Parliamo del libro, ci sono mari che odorano di buono. Siamo al quartiere Cinghio a Parma, come dicevi prima, adesso parliamo di Parma, perché questa ambientazione è molto importante, perché influisce tanto sulla vita dei personaggi, influisce così tanto che ne condiziona proprio l'esistenza. Come mai hai scelto questa ambientazione e, per chi non conosce il libro, per chi non l'ha letto, che caratteristiche ha questo quartiere? Allora, il quartiere si chiama Cinghio ed è il brutto quartiere della città. Esiste veramente il Cinghio a Parma. Tu non l'hai visto il Cinghio? Perché a Parma non ce lo portare. Ma Parma è una cittadina molto carina, dicevamo, vero? Un po' signorile, che la sua sporcizia se la tiene ben da una parte. Secondo me Parma più di altre, guarda. E questo quartiere è
è un quartiere di periferia dove, insomma, immaginatelo, sono tutti tossici, sono tutti palazzi popolari, famiglie che adesso le famiglie che adesso chiamano disfunzionali, con un sacco di problemi economici, di lavoro, di droghe, qualsiasi cosa. Il Cinghio io l'ho vissuto direttamente, era il quartiere della famiglia di mio padre. La famiglia di mio padre era disastratissima. Per farvi capire, questa è una cosa che dico sempre perché spezza un po', fa capire. Mia nonna faceva la prostituta, per cui voi immaginate, non ha mai lavorato nessuno a casa dei miei, a parte mio padre, poi vi dico il perché. I miei zii, uno in particolare ha fatto qualsiasi cosa, dai furti, la prostituzione. Io mi ricordo il funerale di mio zio, scusate adesso divago un attimo, ma era davvero pittoresco, perché una volta i paponi avevano un loro perché. Lui aveva le sue prostitute affezionatissime. Scusa bimbo, dopo poi te le fai spiegare dal papà queste cose. Grazie, perché ogni tanto lei ormai l'ha capito, ma poverino c'è anche lui. Dopo te le spiega, ma te le spiega per bene. Ti porta a fare un giro. Non hai cigni. Sì, c'era al funerale di mio zio che c'erano tutte queste prostitute, era un mondo colorato, disgraziato, sliratissimo. Mio papà è uscito un po' da quel tipo di miseria lì, che insomma voi immaginate era miseria proprio profonda, perché si è ammalato da ragazzino, si è ammalato di poliomielite, e in una famiglia del genere figuratevi voi se nessuno si sarebbe preso la briga di tirarsi dietro sto ragazzino. Si faceva un po' così, mia nonna poi era una bestia nera, quindi l'ha preso e l'ha messo in un istituto. Che poraccio, cioè mio papà io credo che sia cresciuto senza affetto, senza niente che potesse indicargli un po' la via, ma in istituto gli hanno insegnato un lavoro e l'hanno tenuto un po' lontano dalla strada, per cui vero la sua croce, sta malattia, però l'ha anche un po' tirato fuori dalla miseria. Mio padre ha imparato un mestiere, fra l'altro un gran mestiere, perché mio papà faceva l'odontotecnico. Quindi 2 soldi se li ha portati a casa e ha mantenuto, io penso, mezzo quartiere. Infatti gran soldi noi non ne abbiamo mai visti, perché li spendeva per la chiunque, era generoso mio papà, una brava persona. E lui però davvero si è tirato fuori da questa miseria e si è sposato, ha avuto me e mio fratello, e lui è riuscito a prendersi la sua casa fuori dal quartiere, ma per qualche motivo, vai a sapere, la vita del quartiere, la vita della sua famiglia, con la sua famiglia, la madre, per lui erano importantissimi. Lui era davvero legatissimo a sta donna che davvero faceva vedere i sorci verdi a chiunque, eppure lui guai. Per cui noi dopo la scuola, a scuola andavamo nel quartiere, diciamo, pulito. Dopo la scuola direttamente noi andavamo a casa della nonna, per cui tutti i nostri pomeriggi, dico nostri perché ho un fratello più piccolo, erano nel quartiere, cioè la nostra vita era il quartiere Cinghio, la scuola e il sonno erano in un quartiere diverso, un quartiere di San Lazzaro. Un casino fra l'altro, perché noi eravamo in complicatissimo. È già complicato crescere in questi quartieri. Mia cugina, per dirti, che è una figlia dei Cinghio pura, la mandavano fuori il cane e mia cugina col pannolino che era alta così, per farti capire. Sì, me la ricordo anche perché è proprio piccolina. Lei aveva comunque nella disgrazia una sua identità. Io e mio fratello non ce l'avevamo, perché nel quartiere pulito ci portavamo dietro un cognome che apriti cielo, perché comunque sulla Gazzetta, specialmente sto zio, voglia. Io ci sono andata un paio di volte sulla Gazzetta di Parma, ma mio zio invece si è fatto ha un dossier. E quindi di là non ci accettava nessuno. Al Cinghio mio papà arrivava comunque con una macchina un po' più bella delle altre, e quindi anche lì eravamo quelli che però dopo loro vanno a dormire là, e ce ne facevano di tutti i colori, proprio di tutti i colori. Non è stato semplicissimo. Quando vi dicevo, sai che io adesso perché ti stavo parlando del Cinghio, no? Perché dovevo anche cercare di riprendere il bandolo della matassa, capire dove volevo arrivare. Dicevamo che il Cinghio appunto è importante.
Sto zitta. Perché ho raccontato tutta la storia, vi dovevo raccontare di un quartiere, ho raccontato tutta la storia della mia famiglia e non gli lascio neanche fare le domande. Vabbè, vado avanti, ascolta, però vedi che un po' hanno anche ragione quando mi sgridano, fermami ogni tanto, perché io comincio a prendere delle tangenti e dopo non so più che cosa dico. Un gesto. Spingimi. Uno spintone. Ops, sono scivolata. No, allora vi dicevo prima che io la terra sotto i piedi non ce l'avevo mai. Per me scrivere era fermarla a terra sotto i piedi, leggere anche, immaginare mondi, entrare in mondi diversi. Era un fermare le cose e tra l'altro i libri a casa mia non ne giravano, è una cosa proprio completamente mia. Mio fratello, poverino, adesso è dritto, ma si è passato tutte le droghe possibili. Io niente di niente, sono pulita, le mie droghe erano quelle lì, quindi insomma mi è andata anche un po' di culo, ragazzi, che cavolo ne so, nella stessa famiglia, mi è andato quella roba lì nella testa, a me piaceva e beata me. E non so perché ho detto questo. Siamo partiti dal cinghio, ma adesso fai. Va bene. Ok. Un applauso per la passione. Dunque, abbiamo capito che il cinghio è un quartiere complicato. Adesso io vi leggerei un passo del libro, così cominciamo a parlare di quello che succede. Andiamo a scaldarci, mi gelano i piedi. Le porse la mano. La vecchia l'afferrò e strinse, sollevandosi con uno sforzo da sentirselo addosso a guardarla. La borsetta rotolò tra le erbacce. Marta la raccolse e gliela porse. Non sono scappata col malloppo, hai visto? Non c'è molto lì dentro. Poco è meglio di niente. Anche i balordi hanno imparato ad accontentarsi. La vecchia prese la borsa con una mano e il giaccone di Marta con l'altra. Si incamminarono. Tutto intorno un movimento di tende e occhi. È un formicaio il quartiere, fitto di case popolari, abitato da un campionario d'umanità che si somiglia per necessità e disperazione. Tutti uguali quelli del cinghio, senza speranza, buoni a far niente, costretti a pensarsi con le convinzioni di chi nasce altrove, a vedersi con gli occhi di chi non sa cosa sia la miseria. Il cinghio scrutava Marta, la figlia di quella che era morta col cancro al fegato perché beveva forte. La osservava in silenzio porgere una mano alla vecchia che se ne stava lì da 2 ore, mentre il sole d'inverno affettava una porzione di nuvole e si imbucava di taglio, illuminando l'asfalto spaccato. Presto sarebbe calata la notte. Chi sono Marta e Bina? Intanto scusatemi il sudore, io non so voi, sarà che gesticolo, sarà quel che sarà, ma io sto sudando come una bestia, sarà la menopausa, dicevo prima, però io sudo come una bestia, quindi se luccico non fate caso. Allora, Marta e Bina, vi racconto un po' come inizia il romanzo per farvi capire chi sono Marta e Bina. Il romanzo comincia con una anziana, tanto anziana signora da sola nel parco dei Cinghio, quindi che esiste veramente sto parco, un parco di disgraziati, il parco dove si spaccia, dove ad un certo punto lo dico proprio, dove si sfilano borse a mani meno ossute di quelle, sì, quindi una vecchina tanto indifesa che col quartiere non c'entra nulla, che è seduta appunto su una panchina nel parco dei Cinghio. Una ragazza da casa, figlia del cinghio, Marta, ci abbiamo anche sottofondo musica, non sei contenta? Ma no, è carino, dai, è carino. Vede dalla finestra questa anziana signora, si intenerisce, ma in realtà lei si dà aria da dura, quindi non vorrebbe, dice ma guarda cosa ci fa questa, ma cosa fa lì nel parco, ma adesso congela. In realtà è mossa a tenerezza.
non lo ammette nemmeno con se stessa, ma a un certo punto insomma nessuno interviene, perché poi questi quartieri sono un po' così, specialmente con gli estranei, tutti vedono, tutti guardano, ma difficilmente si interviene. Lei prende e va, e questa vecchina se la porta in casa. Marta è una persona molto molto affamata d'affetto, ha tanti bisogni, ha più bisogni che anima, e questa vecchina la riempie pian pianino, riempie i suoi bisogni senza che lei nemmeno se ne renda conto. E poi non dico altro, si sa mai che insomma qualcuno non l'abbia letto, però sì, l'ho pensata un po' così, ecco, ho pensato in tutto questo degrado il bisogno muove qualcosa, io ho immaginato di sì, ecco. Marta interviene. E Bina è la signora, la vecchia la vecchia che sta sulla panchina. Un altro protagonista, Aria, speriamo che non venga giù l'uragano, ma insomma mancherebbe solo questo, perché come dire qua Castelfranco ha già dato, quest'anno direi basta, grazie. Altri personaggi sono Fabio, il nipote di Bina. Bina è lì al parco perché stava aspettando Fabio, e Fabio non si fa vivo, anche perché Fabio è più morto che vivo in quel momento, per motivi che scoprirete leggendo il libro. E Jenny, che accoglie Fabio a casa sua, ma quindi Jenny c'è un qualcosa Jenny, cioè, a parte che guarda, Jenny è mia cugina, te lo dico. Allora, non le somiglia fisicamente. Io Jenny l'ho immaginata molto molto magra, molto, siccome la immaginavo un'anima lieve nonostante la vita pesante che le tocca, ho immaginato anche come caratteristiche fisiche potesse avere questo inconsistenza, questo pesar poco, questo avere colori pallidi. Mia cugina no. Mia cugina è come me, pesa, è abbastanza rettangolare e è mora, cioè c'ha tutta un'altra fisicità, però è in gran parte lei. Mia cugina si è dovuta arrangiare ma tanto, la figlia del disgraziato, però anche lei, anche mia cugina, si è aggrappata a quel che secondo lei era giusto, con le unghie, con i denti. Adesso è una persona onestissima e dritta anche lei. E mi è piaciuto raccontarla. In realtà non me ne sono resa conto. Io l'ho scritto un po' tutto a cuor leggero sto romanzo. No, a cuor leggero no, in realtà a cuore pesante, ma non mi sono resa conto di averci messo dentro tanta vita. Sapevo di averci messo il quartiere. Marta un po' mi assomiglia, ma anche quello l'ho capito dopo, l'ho capito lavorandoci, l'ho capito rileggendolo 52 volte, perché poi facendo editing, cioè tu te lo rileggi, ok, la storia, poi basta, poi lo metti un attimo lì, ma quando cominci a fare editing lo leggi 50 volte, quindi dopo hai modo di ragionare su quello che hai scritto davvero. E sì, c'è tanta vita, e Jenny appunto è questa mia cugina. Pensate che ha quel tipo di miseria lì, io non so se voi avete mai avuto modo di mettere il naso in quel tipo di situazioni, ma si fa fatica a capirlo. Durante non era una presentazione, mi avevano invitato a un circolo di lettura sempre in provincia di Parma, insomma lì a casa sono andata sempre un po' dappertutto, mi sono prestata. Ma sì, dai, adesso è il mio momento, adesso, finché dura bisogna battere il ferro finché è caldo. E parlavo di questo mio zio, e c'era una ragazza, una donna, che continuava a dirmi: vabbè, ma ho capito, ma era un pazzo. E dicevo: no, mio zio non era pazzo, mio zio era un delinquente. Vabbè, ma non era mica tanto a posto. E dicevo: ma no, no, era a posto, cioè rotelle ce le aveva tutte che giravano per il verso giusto, era un disonesto e un delinquente. Quindi io immagino che per chi la delinquenza vera, cioè la miseria vera, non l'ha conosciuto, sia molto difficile immaginare quel tipo di comportamento, di atteggiamento, così come probabilmente è difficile capire le scelte di una ragazza che non ha nessuna possibilità. È complicato ed
semplice forse essere anche un po' giudicanti su questa cosa, forse lo sarei anch'io. Io non posso esserlo perché l'ho vissuta da dentro, però spesso, mancando le opportunità, fai davvero quel che puoi, e crescendo, se hai comunque uno spirito giusto, se un po' di senso dell'onestà per qualche motivo ce l'hai nella pancia perché nessuno te l'ha insegnato, ci vuole tanta volontà, ed è così apprezzabile il saltarci fuori. Jenny ci salta fuori in qualche modo. Jenny è un'ex prostituta, e mo tuo papà te ne dovrà spiegare di cose che hai voglia, che però trova un lavoro, si guadagna il suo stipendio onestamente, ma ci arriva proprio perché ci si aggrappa coi denti. Mia cugina ha fatto uguale, e mia cugina si è innamorata tanto anche di una persona che lei ha voluto fortemente questa persona, proprio perché pensava che lui potesse farla uscire da tutto il marciume. Aveva bisogno di essere due e non una sola, perché da soli si fa fatica, e Jenny è così, e io Jenny è il mio personaggio preferito. Vuoi che voglio bene a mia cugina, non so, però è davvero il mio personaggio preferito perché dice un po' tutto quel che un po' involontariamente forse volevo dire, ecco. Ok. E lo dice anche non con le parole, ma soprattutto con i fatti, perché Jenny fa tanto, anche Marta, tutti i protagonisti fanno tanto in questo libro. Come hai strutturato la squadra dei protagonisti? Cioè, come mai hai deciso di Marta, Bina, Jenny, Fabio, Liuba, Maria, Gianna? Molto carina, ma ne parleremo dopo di Gianna, perché è la terza lettura. Come hai strutturato la squadra dei protagonisti? Come ti è venuto in mente? O è stato casuale? No, sono disordinata, sono proprio disordinata di mio, per cui in realtà, cosa vuoi mai? Ho immaginato la palazzina, fra l'altro sono palazzine che esistono veramente, ma io l'ho tagliata, perché ho immaginato 4 appartamenti, ho detto di più non ce la faccio, è troppa gente da gestire, qua bisogna che gli diamo un taglione. Ho pensato più o meno a chi poteva abitare in questa palazzina, ma non sapevo esattamente come si sarebbero comportati, ecco. Mi è venuto un po' strada facendo, mi hanno detto che è molto sbagliato fare così. Adesso sì, me l'hanno detto, certamente, col ditino. L'editor continua a dirmi, perché adesso io sto cercando di produrre qualcos'altro di buono, no? Ci provo, e l'editor mi dice scaletta tutto. Allora io scaletta, io sono disordinata nella testa, quindi scrivo pagine, e poi lui dice non è mica una scaletta quella lì. No, non è una scaletta, per cui no, sono davvero incapace. Devo impararla sta cosa, ma non l'ho strutturata come sembra, ecco. Mi è uscita un po' così. Li vedevo far cose, ecco, ho tanta immaginazione, quello sì. Ma quella in qualsiasi cosa, lei lo sa bene, ci divertiamo molto a immaginare cose io e lei, e quindi sì, l'immaginazione mi portava a conoscere i personaggi e a portarli avanti in maniera disordinata, ma insomma lì ci siamo saltati fuori. Ma non si fa così, sappiatelo. Se mai doveste scrivere qualcosa, non fate così. Col ditino, non si fa così. E quindi Sara Gambazza, che ha vinto la menzione d'onore del premio Giorgione, Allora, diciamo che scusate che l'abbiamo premiato. Nel senso, no, io sono contentissimo di averlo premiato perché è bellissimo. Però ti dico questa cosa qui perché all'interno delle case editrici e gli editor soprattutto sono molto schematici, ma vi vogliamo tanto bene. Gli editor sono molto schematici, il libro deve essere così. Però è un problema perché poi alla fine si omologa tutto. Infatti questo libro qui si toglie dal libro medio, dal libro solito, ed è anche il suo bello secondo me, perché leggi un libro che non ha la solita struttura, anzi per certi versi è più ricco perché è un romanzo corale. Mi
ed è una cosa molto bella, è una cosa molto bella. È anche divertente, scusami, parlo tanto, è più divertente anche scriverlo, perché entri nella testa di tanti, no? E adesso però vi dicevo, produrre il secondo è davvero difficile, non ascoltatemi, ma una cosa non va bene per un motivo, una cosa non va bene per l'altro motivo, e poi per quell'altro ancora, e poi che due. Io sì, perché insomma lì ero tutta bella, libera e felice, cosa me ne fregava a me. Adesso è complicato, il secondo è complicatissimo, ma ce la faremo. Che due maroni. No, lo dico per mio figlio, perché quando andiamo in giro per l'Italia lui pensa che due maroni non si dica, che sia una roba che mi sono inventato io. No, si dice. Dunque, vado a leggere un altro brano. Dalla porta, aperta quel che bastava per sbirciare il pianerottolo, uscì una zaffata calda. Era un calore bruciacchiato di fornelli e polvere. Chi hai detto che sei? Non la ricordava così. Pallida, il viso allungato, le occhiaie azzurrine, come se per errore si fosse passata una manciata d'ombretto al rovescio. Fabio, ti conosco? Mi conoscevi. E cosa vuoi? Entrare. Non gli uscì niente di meglio. La porta si chiuse. Sentì la mandata della chiave data dall'interno. 15 secondi. Non era durata di più quella sua idea balorda. Sentì il dolore montare tutto insieme, alla faccia, alla schiena, alle ginocchia. Non sentiva più il naso, i piedi sembravano inchiodati alle scarpe da spilli infilati tra le dita. Girò i tacchi e si lasciò cadere sul gradino più basso della scala che portava al piano di sopra. Si infilò le mani nelle tasche del giaccone, appoggiò la tempia al muro e da lì non si sarebbe mosso. Crepasse il mondo intero. Dunque, qui c'è Fabio che va da Jenny. Al centro di questo libro, come tematiche affrontate, e qui potremmo stare tranquillamente qui fino a mezzanotte, ma vi prometto che non staremo qui fino a mezzanotte, no, perché sennò facciamo lungo. Al centro di questo libro io, e posso sbagliarmi, ho individuato le relazioni umane, relazioni difficili, combattute e avventurose. Volevo chiederti, anche tu vivi così intensamente le relazioni umane? Sì, ma lo vedete che sono eccessiva in tutto, cioè, si vede proprio come sono fatta. Forse chi lo sa è anche quello che mi ha tirato un po' fuori dai casini, ma ma sento tutto addosso molto e questo mi condiziona un po' in tutte le relazioni, perché Fabio, per esempio, è un personaggio ambiguo, è opportunista e c'è pieno di persone di quello stampo lì. Se tu ti vivi un po' tutte le cose con molta intensità e oltretutto con bisogno, perché poi secondo me è quello anche che muove un po', ti pigli delle inculate pazzesche, ma spesso e volentieri. Questo invece non si dice mai in nessuna parte dell'Italia. Però sì, insomma, c'è il bello e il brutto. Tutto sommato forse il mio modo di vivere le cose molto intensamente mi porta poi a immaginare con la stessa intensità e a produrre qualcosa di buono, però è faticoso. è faticoso. Con i ragazzi sto cercando di insegnare, ma poi non credo si possa, però vivere con tutta questa intensità, ma schermandosi un pochino, mettendo qualche paletto qua e là giusto per appoggiarsi in caso di bisogno. Esattamente, però dai, no, tutto sommato vale la pena, dai. Sì, sicuramente sì, perché si apprezza anche di più il bello della vita per certi versi. Ci si espone a qualche rischio, ecco, sì. Io ho una domanda che mi è venuta in mente adesso, che esula da tutta questa riga di interrogatorio che ho qua. Sì, perché sono maniacale, purtroppo mia moglie lo sa. Purita, sì, è così. Guardala. Hai
detto troppe volte sì. Ho detto troppe volte sì, hai ragione tesoro. Sì, lui va a fare l'editor da Longanesi. Col ditino però devi dire così. Eccolo lì, bravo, bravo. Volevo chiederti, vivere l'intensità delle relazioni umane, come si concilia col tuo lavoro? Nel senso che no, cioè, è difficile, credo. Se vuoi rispondere, Sì, no, beh, ma ti sembra una che non risponde. Siamo seri. No, è un casino perché te le senti tutte un po' addosso, storie belle, storie brutte. Adesso questa è una banalità spaziale, ma vi giuro che anche questa non è gigiona ma è vera. Sentire così intensamente anche tutta la disgrazia umana, ma non nella miseria, anche nella vita, la malattia, porta molto su cioè tu a quel punto dici vabbè, mio zio era un coglione, babbo non c'è più, però sono sana, ho figli sani, pesto la terra come voglio, quando voglio, dove voglio. Diciamo che, ecco, ridimensiona tanto le cose. Viverle senza quel distacco che in realtà ci vorrebbe nel mestiere. Io però ho fatto anche la scelta, ormai più di 10 anni fa, di abbandonare il reparto, perché il reparto è pesante, il reparto ha storie davvero tristi, il territorio è un po' più gestibile dal punto di vista emotivo, perché disgrazie ce ne sono un po' meno. D'altronde il mestiere, non posso dir che bene io di sto mestiere qua, perché oltre alla lettura e alla scrittura, che sicuramente mi ha dato una mano, il fare l'infermiera mi ha aiutata tanto. E fra l'altro piove, sentito? sì, ma facciamo. Se non mai sputato. Secondo me è pioggia. Vi dico quest'ultima stupidata, poi dopo ci rifugiamo. No, allora. Stiamo qua, finché non siamo bravi. Visto che non c'è il nubifragio stasera, da qua non ci spostiamo. No. E allora stiamo qua. Bravo, c'hai ragione. Sì, ecco, perdo il filo. Allora, l'infermiera io in realtà l'ho fatta perché volevo uscire di casa alla svelta e guadagnare 2 soldi e andare via a pedalare. Per cui non avevo particolare vocazione, niente del genere. Però quando ho cominciato, ma da subito, quando ho cominciato con i tirocini, mi si è aperto tutto un mondo. Intanto io non conoscevo un contatto fisico decente, cioè adesso voi immaginate. Può sentirla mia figlia? Sì, assolutamente. Diciamo, guarda, te la spiego facile, che a casa mia volavano un po' di sberloni, ma un po' tanti sberloni. Di coccole non se ne facevano tante, la diciamo così? Quindi già solo l'idea di toccare le persone in un certo modo, poi sai, facendo l'infermiera, poi ero talmente giovane, cioè, avevo quest'area da ragazzina, una ragazzetta, la gente poi se non sta bene, tu sei un po' sorridente, è riconoscente, no? Quindi magari ti tocca in un certo modo, era tutta una cosa, un mondo che io non conoscevo e mi ha sciolta, mi ha aperto un portone, mi ha spalancato. Io questa cosa l'avevo già detta, quando hai un sacco di fame d'affetto, adesso io non vorrei neanche colpevolizzare troppo i miei genitori, ma poretti, ci avevano il loro, non erano in grado, però sai, noi figli abbiamo fatto fatica e tutta questa riconoscenza sembrano tutte pilloline d'amore. Amore non è, perché insomma sono riconoscenti in quell'attimo lì, poi dopo ognuno se ne va per la sua strada, ma se di fame ne hai tanta ti fa bene, ti fa proprio bene, per cui io al mestiere non posso essere altro che non riconoscente di più, perché insomma ho sfangato il periodo buio, però avevo bisogno di imparare proprio anche a voler bene in un modo diverso. E si spalanca la porta, se ce n'hai si spalanca, perché loro non li lascio mai stare, li accarezzo continuamente, li coccolo ma ho dovuto imparare, era una roba che non c'avevo nelle mani io e il mestiere me l'ha insegnata. Secondo me non mi avevi chiesto questo, vedi com'è che faccio, adesso non so più che cosa mi avevi chiesto, ma io questa cosa ve l'ho detta, pace, non lo so più cosa mi ha chiesto. Va benissimo va benissimo, che bello.
e il foglio comincia ad essere un po' umido, ma andiamo avanti, nessun problema. Dunque, sì, se sei lucida è perché piove. Dunque, elemento sicuramente originale nel tuo libro, anche vedendo un po' quello che gira ultimamente nel mondo editoriale, è il valore del sacrificio. Perché Marta accoglie in casa Bina, Jenny accoglie in casa Fabio. Non sono gesti, e Jenny tra l'altro farà anche ben altro per lui, e non svelo niente. Quanto è importante per te questo valore del sacrificio? È tanto, ma anche di questo forse non ero consapevole. Fa sempre parte di cioè quello che io percepisco con molta chiarezza è il bisogno. Tu vedi il sacrificio, io vedo la loro fame. Il mio punto di vista è sempre quello lì: fame, fame, fame. Prendono perché hanno fame. Quindi in realtà sì, ok, danno, ma per prendere non so bene come spiegartelo. Il sacrificio in sé è: ok, io sono in equilibrio e do qualcosa per far star bene te. Loro non sono in equilibrio per niente, come non sono stata in equilibrio nemmeno io. Per cui in realtà sì, si sacrificano, ma per avere quell'amore di cui ti parlavo, che è un po' quella cosa per avere riconoscenza, per avere compagnia, per non essere sole. Io credo che loro stesse, no, credo, le ho inventate io. Adesso ne parlo come se fossero persone che... No, secondo me non avevano tutta quell'intenzione di sacrificarsi, avevano intenzione di prendersi tutto l'amore che potevano, ecco. Bella questa cosa, carina, anche perché a pensarci, all'inizio del libro, al tempo zero del libro, sono tutti soli, perché Bina è seduta sulla panchina, Marta e tutti i personaggi del condominio sono fermi lì da soli nella loro stanzina, e quindi poi è quel bisogno di relazione che fa muovere tutto quanto. Ok, i protagonisti sono tutti di buon cuore e in fondo sono quasi tutti positivi con le loro sfumature, perché comunque i personaggi sono molto caratterizzati sia in positivo che in negativo, perché ciascun singolo personaggio ha sicuramente i suoi lati positivi, ma ha anche i suoi lati negativi. Esatto, è una cosa molto ben caratterizzata, secondo me, ed è anche per quello che sembrano vivi, sembrano veri. Però sono tutti in fondo di buon cuore. In fondo, quanta speranza hai voluto infondere in questo testo? Tantissima, ma perché io la vedo così, perché io vivo così, di speranze. Però sì, secondo me, per moltissime famiglie, molta gente incasinata, basta, o pare possa bastare, una mano tesa, no? Tu dici, vabbè, tendila sta mano, ma non è sempre solo così. Dall'altra parte ci vuole una mano tesa nella stessa maniera. Se tu speri sempre comunque in un futuro migliore, quella mano lì la alzi, e prima o poi qualcuno che passa e ti allunga la sua, la speranza muove un po' tutto. Se tu ti arrendi, se tu ti ficchi la testa sotto il tappeto dove cavolo vuoi, vabbè, ho capito, uno può anche passare, ma tu mica lo vedi. Quindi tu devi sperare. Io quando stavo, ci sono stati periodi, tutti i periodi li ho passati, io sono stata arrabbiata, sono stata musona, muta, tutti. Però quello che pensavo sempre, quello me lo ricordo bene, ma perché un po' tendo a farlo anche adesso, era: vabbè, tanto poi cosa? Non sapevo neanche io assolutamente cosa, ma nella mia testa c'era sempre un tanto poi che deve arrivare, ma sì, ma tanto poi, e quel tanto poi lì è quello che ti fa alzare la mano, e se uno passa, oppa, e quella lì è la speranza alla fine. Penso che sia un po' innata, sai? Una forma di grande ottimismo.
C'è un gruppetto di signore come me che ogni tanto viene al bar con me alla mattina. Cioè, ci troviamo, sai, no? Quello che fanno le cinquantenni. Ogni tanto, quando abbiamo gli orari che coincidono, ci troviamo al bar. C'è ovviamente il gruppo WhatsApp per mettersi d'accordo. Ci pensano. Ci pensano. Era siccome io chiaramente lo vedi quanto chiacchiero, per cui anche lì tengo un po' banco, in mio onore hanno chiamato il gruppo WhatsApp Ottimismo Cosmico. Ma perché sì, perché effettivamente quella cosa lì però ce l'hai o non ce l'hai. Mio fratello per lui non va mai bene niente, e infatti quell'asino lì, molto più asino dei miei asini, sì, cioè quanto ci ha messo poi a saltarci fuori, perché lui ficcava la testa sotto il tappeto, e invece no, tanta speranza, tanto ottimismo, e quando la mano passa vedrà che ti tira su. Quando la mano passa ti tira su Longanesi e pubblichi. Perché alla fine anche tu hai alzato la manina in questo concorso, ma l'hai alzata, cioè se tu ti tenevi il manoscritto nel tuo cassettino, Longanesi non arrivava. Un po' di spinta ci Bene. No, ma dico, anche tu ti sei proposta comunque in qualche modo. Perché è sempre ci credo e non ci credo, l'ottimismo L'ottimismo cosmico è una bella cosa. L'amore. Vengono a galla due storie d'amore importanti, e devo ammettere, ma tu Galileo tappati le orecchie, che verso la fine del libro mi è scesa una bella lacrima di romanticismo disperato. Quanto ti è piaciuto scrivere d'amore? Sai che secondo me non sono tanto capaci invece, ma non proprio d'amore romano, è sempre l'amore un po' come lo vedo io, che è un po' a cazzotti, ma ci si vuole tanto bene. Stavolta non fisici, però sì, ti piglio, ti mollo, che ne so, però sì, diciamo che l'amore troppo romantico non lo conosco neanche, vi dico la verità. Tant'è vero che nei film non mi commuove mai, perché non mi ci vedo dentro. Invece quando ci sono quelle storie tutte un po' ruvide, allora sì che un po' mi tocca, e no, ho goduto scriverlo. Non lo volevo dire per non passare per mamlottona, ma invece no, mi è piaciuto. Non vi dico, perché non so se qualcuno non l'ha letto, ma specialmente quella più bellina, quella di Marta, non diciamo con chi, mi è piaciuta tanto. Che tenerezza. Sì. Sul divano. Bello. Fa tanto inverno, però, perché era inverno nel libro. Sì. Dunque, terza lettura e ultima. Questa è una lettura illustrativa, nel senso che non chiederò nulla di questa lettura, però lei mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Gianna era sveglia da un po', ma di alzarsi non se ne parlava proprio. Lei diceva di levare le chiappe e andare a fare colazione, che aveva fame e non aveva intenzione di star lì a poltrire. Ma Gianna quella mattina non voleva darle retta. Lei, la sorella, una voce incistata in testa da che ne aveva memoria. Solo voce, non una faccia, non un'immagine, che so, un fiore, un animale, magari una lucertola, una bestiola che le piaceva tanto, capace di stare immobile per ore, ma che se provavi a toccarla ti guardava con l'occhio piccolo e mobile e fuggiva. Non la fregavi mica la lucertola. Ma la sorella non somigliava a una lucertola, né a un gatto, un cane o un fringuello. Non assomigliava a niente, perché era solo voce. Le parlava di continuo. Gianna fai questo, Gianna fai quello, Gianna ho fame, freddo, sonno. Si era annidata nel suo corpo e pretendeva di usarlo come le pareva. A volte Gianna si arrabbiava, imprecava, le urlava di andare via, ma lei parlava di più e alzava la voce per pestare le sue urla. L'aveva sempre vinta lei, sempre. Il dottor Marchino una volta le aveva detto: pensala come una sorella, una persona con cui vivi, che può farti qualche dispetto, perché a vivere insieme i dispetti se li fanno tutti, ma a cui in fondo vuoi bene. Questo le era piaciuto, e per Gianna lei era diventata la sorella. Gianna è un personaggio del condominio.
ed è un personaggio costruito, devo dire, molto bene. No, dai, una domanda te la faccio. Come mai Gianna da dove arriva? Perché è un personaggio veramente molto molto particolare. Io non so niente, non me l'ha detto prima da dove arriva. Tutto da casa comunque, da una zia. Sì, in parte, un pochino anche il mestiere, perché sì. Gianna ha questo delirio psicotico per cui si sdoppia, ha una voce nella testa. E la sorella di mio padre, c'era il pazzo e c'era anche una sorella, tutti figli di chissà chi, si dice fosse nata molto molto prematura. Dunque mia zia era mio papà era del 45, era un bel po' più vecchiotta, quindi sono del 40-41 forse, non nascevano in ospedale ovviamente, pare fosse nata di appunto 7 mesi, chissà mai. Lei aveva forza, era una bambina robusta, si è attaccata e sopravvissuta, ma non troppo centrata, insomma, probabilmente senza ossigeno, chissà, qualche neuroncino sarà partito. E mia zia non aveva in realtà un delirio psicotico, aveva un ritardo mentale, però io la ricordo parlare continuamente. Lei borbottava da sola, lei girava per casa e anche lì accudita poco, chi lo sa, magari anche quello era un mezzo suo per cercare di equilibrare una vita complicata, perché lei davvero avrà avuto un ritardo mentale notevole, nessuno se la calcolava, sta poveretta. E lei chi lo sa? Lei aveva le sue voci, i suoi sistemi per saltarci fuori, sembrava una bambina, fra l'altro, era molto tenera. E io Gianna l'ho immaginata proprio così, quando da ragazza, quando tornavo dal mare, le portavo dei gioiellini, ma del cavolo, della bigiotteria tutta colorata, lei ci diventava matta, sembrava proprio una bimba in questo corpo anche un po' massiccio, e lei borbottava sempre da sola. Era tutto un chissà che cosa diceva, chi lo diceva, e l'immagine di questa mia zia io ce l'ho proprio nella testa. Io anche fisicamente Gianna l'ho immaginata così. Poi le ho dato qualche capacità in più, perché Gianna insomma è delirante ma sa vivere da sola. Il suo psichiatra spinge perché lei possa abitare in un appartamento, appunto in una casa del comune, una casa comunale. Mia zia non sarebbe stata in grado probabilmente, cioè aveva qualcuno che non l'accudivano emotivamente, ma qualcuno che l'aiutasse a vestirsi. Mia nonna finché c'è stata qualcosa le faceva, ecco, mia zia da sola non ci sarebbe potuta stare, però l'immagine è proprio quella, sta cesta di capelli, sto borbottio continuo e una certa dolcezza. Io in mia zia vedevo tantissima dolcezza, sta cosa poi dei piccoli regali, dei colori, questa mente da bambina mi inteneriva ed ero piccola. E la stessa tenerezza, perché poi Gianna è tenera, Gianna è molto attenta in realtà anche ai vicini, alle vite che ha intorno, e l'ho messa lì. Anche Gianna mi piace molto, sono affezionata a Gianni e a Gianna, ma sì dai, io sono affezionata un po' a tutti, te lo dicevo, li ho inventati. Sono usciti dalla tua testa, ci sei affezionata per forza, sono dei figli di carta per certi versi. No. Vabbè, ogni scrittore un po' lo è per forza, c'è gente che si muove qua dentro, quindi sì, non è proprio in bolla. E l'ultima domanda, perché il tempo è veramente corso ed è una cosa bellissima, perché adesso poi lo chiederemo a loro. Questo libro ha vinto quindi un paio di premi, è uscito da un po'. Che tipo di feedback hai ricevuto? Che tipo di riscontro ti hanno dato i lettori, le lettrici del tuo libro? Che cosa hai ricevuto in cambio da chi l'ha letto? Che bella questa domanda, non me l'ha fatta nessuno. Vero, è bella, è molto bella. E devo dire, tanto di bello. Io sia sui social che mi hanno detto, Monganesi, mi ha detto, mi raccomando, devi curare i social, guarda, va bene. Però lì, sai, qualcuno effettivamente ti cerca, qualcosa ti scrivono. Ma anche le persone che incontro, insomma, mi dicono cose belle. E per me è una soddisfazione enorme. Cosa volete che dica? Niente, immaginatevelo. Ma sì, dai, è una cosa che hai fatto tu, cioè io. Che ho detto, mi sto sdoppiando.
sto impazzendo, curatemi. No, dai, è meraviglioso. E allora, ho ricevuto un solo messaggio cattivo, uno, ma cattivo, non brutto, cattivo, ma come diceva mia figlia, la grande, ma dai mamma sono gli haters, no, non li devi mica ascoltare. Dicevo, ma che ne so io? Scusa, ma ha scritto su Instagram dove c'è l'aeroplanino, quindi lo potevo leggere solo io. Ah beh, me l'ha spiegato mia figlia che... Ma sì, lo sai Instagram come è fatto? C'è un aeroplanino da una parte lì e se tu schiacci lì i messaggi li leggi solo tu. E lui mi ha scritto, prima ha scritto in modo tutto corretto, guardi, io le devo dire, aspetti, cerco di dirglielo piano, sì, perché capisco che possa fare male, ma il suo è il libro più brutto che io abbia mai letto e lei non conosce la grammatica, che volevo dire... Guardi, parli col mio editor perché me l'ha corretto lui. La grammatica e la punteggiatura, legga di più e cerchi di scrivere meglio. Tu, porca miseria. Fra l'altro non era uscito da tanto, ho detto se l'andiamo è questo io non ce la faccio. Non ce la faccio, anche perché cosa gli dici? Beh, allora mia figlia mi ha detto cancella immediatamente, mamma non rispondere, ma non avrei saputo neanche sì, no, le faccio sempre il verso perché quella grande è una tigna che rompe tanto le scatole. Più o meno parla così. Allora ho cancellato, perché cosa gli rispondi? Boh, cioè vabbè, gli rispondi no, guardi, io pensavo di averlo scritto bene. Non c'è una risposta da che cancella. Però al di là di quello che lì per lì mi ha buttato così giù, era stato l'unico, ma davvero l'unico a numero. Ho discusso di cose ai circoli di lettura dove tutti avevano letto il libro, qualcosina magari mi contestavano, ma si discuteva proprio, capito? Ma sempre in una maniera garbata e comunque... Insomma, sì, molto, molto positiva. No, è stato molto bello. Insomma, ecco, e poi la gente con me, almeno questa è la mia percezione, mi è sembrata affettuosa. Ma sì, sì. No, forse quello. Diciamo che io ho un metro dell'affetto, che insomma fai presto. Con me fai presto. Sì, dice. Esatto. Nessuno mi ha preso a ceffoni, quindi. Sì, il mio metro devo ammettere. Però no, insomma, io ho trovato tutti molto, molto carini. Poi magari era tutto nella mia testa e adesso sono nella bolla del wow. Però no, bello, bello. Io sono molto felice. Bene, io ho terminato le mie domande. Se avete domande dal pubblico è il momento giusto. Non ne possono più. Non ne possono più, sono stufi morti, non vedono l'ora di passare allo spritz. Abbiamo una domanda, prego dica. No, allora, io volevo dire, semplicemente, io ho scelto il libro per il titolo, bellissimo, cioè già questo è stata una cosa, l'ho letto e mi ci sono tuffata dentro, quindi mi pareva di avermi veramente i personaggi che ruotavano intorno a me, quindi io sono entrata nelle palazzina e li ho visti tutti. Che bello, dai, sono contenta. Sì, Vuol dire che sono usciti dalla mia testa. Non tutti i miei libri, cioè non tutti i libri che leggo succede questo, però su alcuni proprio mi calo dentro, quindi già questo per me è stato un libro che mi ha proprio coinvolto tantissimo. E solo una riflessione Sì? appunto su questo ciglio, perché ho detto tante volte noi pensiamo che il degrado sia proprio di persone magari anche di un'altra etnia, di un altro popolo, cioè di persone. E sapere che anche da noi, cioè persone che sono famiglie, così, io sono rimasta molto colpita, perché ho detto non me ne rendo conto che ci sono questi luoghi e ringrazio, e forse ringrazio anche di essere, cioè da una parte di aver avuto delle possibilità per vivere. Vedi? Sì, è quello, vedere il brutto ti fa sentire bella, no? È quello che cercavo di dire prima. Bravissima, e poi ecco un'altra cosa, appunto, in tutti i personaggi, come ha detto Andrea, io ho sentito proprio amore, c'è questo bisogno di aggrapparsi, di trovare il bello, cioè di uscire da quel pantano, da quella... Io l'ho sentita tanto quella cosa e quindi... L'ho trovato bravissima. Che bella cosa, grazie. Molto, grazie. Cioè l'ho sentito proprio, un libro che ho sentito
Sono contenta, grazie. Sì, sì, e sono contenta che sembrasse tutto vivo, insomma, vuol dire che dalla mia testa Ma appunto, è già uscita come una cosa, aperto no? la finestra, cioè la tenda, così, cioè io ero lì con Marta e vedevo questa donnina, cioè è stato... Sono contenta. Sì, è No, stato che bello, molto sì, questa vivo, cosa è molto bella, vivo, grazie, grazie assolutamente. mille, grazie. E invece vado? E certo, Allora Sara, per me l'inizio mi deve proprio capire perché sennò poi ti perdi via, anch'io. mi perdo di più. E l'inizio è stato veramente pazzescamente bello. Meno male, dai. Perché la ragazza che si porta a casa, vecchietta, cioè è veramente stratosferico come gesto, no? E quindi ho cominciato a leggerlo e poi quando io vedo che c'è di affezione personale, Oh, che bella anche questo. faccio tanta fatica a staccare perché comunque si lasciano con me, cioè io devo vedere cosa c'è. Ma meno male, meno male, meno male, dai. E sta a cuore che Marta sì, sta a cuore che è avanti, non dico più. No spoiler. Però l'ho trovato anche talmente vero come sentimento. Tu ti sei espressa così sarà Non ho neanche capito qual era il problema. Ma dai, là. E forse, sai, mi appartenevano un po', vedi? sicuramente non era questo, perché ho pensato, mamma mia, com'è che gli ha sviscerato questi personaggi con queste caratteristiche, sì, d'accordo, ci vuole anche fantasia, anche per carità, Ed è- nella mia testa erano proprio vivi. Adesso io ci scherzo, davvero, probabilmente sono un po' sdoppiata, ma nella mia testa erano proprio vivi. Ma mi capita anche con libri che leggo, mi vivono proprio nella testa e a quel punto lì, sai, se vivono nella tua testa li conosci proprio, no? Non segui la storia, cioè non mandi avanti la storia, i personaggi non ti servono a mandare avanti la storia, loro vivono lì e fanno cose e secondo me è quello che li rende un po' più tondi, no? Credo. Va bene. Ok, sì. Grazie. No, adesso chiudiamo. Dopo rimaniamo qua, non è che andiamo via. Adesso sicuramente adesso parliamo con tutti quanti perché diverse persone l'hanno già letto e sicuramente vorranno condividere con te un po' di feedback, un po' di riscontri. Sì, molto bello. Grazie di essere stati con noi, grazie Sara di essere venuta a Castelfranco a presentare. Se volete acquistare il libro, in fondo c'è il tavolo della Mondadori. Grazie Camilla e Luca di essere qui questa sera. L'autrice rimane ovviamente qui per fare due parole e per fare un po' di firmacopie. Giustamente. Grazie a tutti, ci vediamo l'11 luglio per l'ultima serata del premio Giorgione Off. Grazie a tutti e buona serata. Non è piovuto, grazie signore. Ciao a tutti.